Un braccio di ferro durato circa 10 giorni, quello tra la popolazione di Lampedusa e la compagnia di navigazione ex Siremar. Oggi, dopo una lunga attesa da parte della popolazione isolana, la motonave Paolo Veronese è finalmente approdata, prima a Linosa e poi a Lampedusa. Un arrivo, quello della motonave che collega Porto Empedocle con le Pelagie, tanto atteso dalla popolazione isolana ormai a corto di viveri e di beni di prima necessità. Nell'ultimo mese solo 5 volte la motonave infatti è riuscita ad attraccare al porto di Lampedusa, dove nelle ultime 2 settimane si è assistito addirittura ad uno stop totale dovuto tanto al maltempo quanto alle polemiche e alla protesta montata da pescatori e commercianti che, impedendo l'attracco del traghetto, hanno voluto protestare contro il servizio di collegamento ritenuto non adeguato ed insicuro. Come si ricorderà, la nave Paolo Veronese ha supplito nei collegamenti marittimi tra la città marinara e le isole minori la nave Palladio, dopo che un incendio nella sala macchina ne ha danneggiato uno dei motori. Oggi finalmente la popolazione lampedusana, come detto, può però tirare un sospiro di sollievo. La nave infatti ha rifornito l'isola, ridotta veramente allo stremo. Il sindaco delle Pelagie, Giussi Nicolini, parla di un vero e proprio regime di detenzione, quello vissuto dai cittadini lampedusani. Tenuto conto, dichiara, che la motonave veronese non è in grado da sola di garantire gli approvvigionamenti indispensabili per ristabilire le condizioni di normalità sulle isole. Da mesi, aggiunge la Nicolini, combattiamo per avere un mezzo di trasporto che consenta alle persone e alle merci di viaggiare da e verso la Sicilia. Da mesi sentiamo promesse, ma ancora nessuna soluzione.